Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Quest'oggi parleremo di viticoltura e lo spunto ci è dato dalla nuova pubblicazione. Veneto Agricoltura ha prodotto un rapporto sul comparto vitivinicolo Veneto fresco di stampa che può essere scaricato dal sito internet di Veneto Agricoltura. L'autore e il coordinatore di questo report è il dottor Nicola Severini di Veneto Agricoltura, che ringraziamo. Grazie Nicola per essere oggi qui con noi. Parleremo di tante cose, vediamo di procedere dando un po' di ordine e partendo magari da come si posiziona la viticoltura italiana nel contesto internazionale. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda le superfici vitate a livello mondiale, ormai si è arrivata ad una quota di 7,3 milioni di ettari a livello mondiale, e l'Italia in questo contesto si posiziona al quarto posto con i suoi quasi 680.000 ettari. Davanti all'Italia troviamo Spagna, Francia e Cina. Per quanto riguarda invece quella che è le superfici, il trend delle superfici in Italia, nell'ultima decade si vede che praticamente si era raggiunto un picco di 700.000 ettari nel 2012 e queste superfici sono calate fino al 2016 dell'8% per poi risalire negli ultimi 5 anni, arrivando agli attuali 681.000 ettari di superficie a vitigno. In questo contesto le regioni maggiormente che hanno spinto alla crescita dei vigneti in Italia sono in ordine crescente Friuli Venezia Giulia, Sicilia e ancora di più il Veneto, che negli ultimi 4 anni, dal 2016, aumenta del 22,3% il vigneto. Ecco, abbiamo fatto un po' il quadro di carattere generale, sì, ma adesso concentriamoci un po' sul vigneto veneto, proprio per capire come si distribuisce la superficie, sì, per provincia, anche magari ricordiamo le due province principali, Verona e Treviso, sì, sì. Ecco, magari diamo qualche dato anche qui. Sì, allora per quanto riguarda le superfici vitate in Veneto, da Schedario Viticolo Veneto della VEPA, ormai le superfici vitate sfiorano i 100.000 ettari di vigneto potenziale, mentre il vigneto è già in produzione è di 92.878 ettari. Questi ettari sono aumentati, praticamente la superficie potenziale è aumentata nell'ultimo anno del 2,5%, mentre quella già in produzione è aumentata del 4%. Aumenti un po' che ricalcolano anche quelli a livello provinciale, dove Treviso aumenta la superficie del 3,2% e Verona del 2,7%. Per quanto riguarda le varietà che troviamo su queste superfici, abbiamo che il 68% è costituito da uva DOC e di questa uva DOC l'86% è uva bianca, mentre i restanti 26% è a bacca rossa e percentuale che aumenta nel veronese per i vini rossi al 49%. Per quanto riguarda le singole varietà, abbiamo che l'Aglera, quindi il vitiglio che produce il Prosecco, e il Pinot Grigio da sole insieme sommano al 53% della superficie vitata regionale. E infatti l'Aglera è arrivata a sfiorare i 36.200 ettari con aumento annuo dell'1,4%, mentre il Pinot Grigio è aumentato dell'1,5% con i suoi 126.000 ettari. Passiamo invece alla vendemmia 2020, l'ultima vendemmia. Com'è andata? L'ultima vendemmia, allora, si parte da un totale nazionale di 71,5 milioni di quintali di uva, con il Veneto che si posiziona al primo posto insieme alla Puglia con 14,1 milioni di quintali di uva. Per quanto riguarda invece la produzione di vino, il Veneto invece si posiziona al primo posto con i suoi 11 milioni netti di ettolitri di vino. Vino che praticamente è cresciuto. Per quanto riguarda l'uva si è avuto una crescita annua del 6,8% e il vino è cresciuto del 7,2%.
Di questo vino veneto il 67% praticamente pari a 7,3 milioni di ettolitri è rappresentato da vino DOC, mentre un 24% da vino IGT e il restante 8% da vino generico o varietale. E andando a vedere nelle singole denominazioni abbiamo, per quanto riguarda i bianchi, che il prosecco classico sale rispetto all'anno precedente dell'1,5%, mentre il prosecco con Agliano Verde Obbiato è del 2%, mentre vanno un po' meno bene i bianchi veronesi, con il Soave che cala del 4,8% e il Custoza dell'11% circa, mentre per i vini rossi DOC abbiamo che il Valpolicella Ripasso è rimasto stabile, mentre la maggior parte degli altri vini rossi sono in calo, tra cui il Bardolino, il Valpolicella e l'Amarone della Valpolicella, mentre in crescita è solo il Rosso Garda che aumenta nell'ultimo anno del 18%, è una nuova DOC e quindi c'è abbastanza fermento per questa tipologia. Riusciamo a dire qualcosa anche sull'export? Sì, l'export, gli ultimi numeri vedevano in leggero calo i dati del Veneto dopo tanti anni di rialzi. Causa anche la pandemia, sì, che praticamente ha bloccato gli scambi internazionali e incidendo anche sul Veneto. Anche se le perdite per il Veneto si sono dimostrate meno forti rispetto a livello nazionale, dove le perdite sono state del 4,2%. Bene, abbiamo fatto una grande carrellata di dati, ricordiamo che il report è disponibile, scaricabile dal sito internet di Veneto Agricoltura. Ringraziamo il dottor Nicola Severini per averci aiutato a inquadrare un po' questo interessante tema. Ricordiamo che la viticoltura è trainante per quanto riguarda il comparto agricolo veneto. Chiudiamo ricordando di prendere nota che il 16 di giugno si terrà il primo focus del trittico vitivinicolo veneto, proprio è la fotografia del vigneto alla vigilia dell'estate, quindi seguiteci anche attraverso le nostre newsletter, ne riparleremo. Veneto Agricoltura Channel riprenderà questo argomento nei prossimi giorni. Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima occasione.